Una buona serata al pubblico di TV7 Match, benvenuti a questa nuova puntata del nostro contenitore settimanale dove discutiamo e approfondiamo un po' gli argomenti dell'attualità e anche della storia. Vi presento subito gli ospiti che ho in studio, inizio dalla mia sinistra, abbiamo Massimo Pulin, è un imprenditore ed è anche presidente di Confapi Sanità a Padova. Buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco il professor Luigi Fabris, buonasera professore, grazie anche a lei di essere qua, docente di statistica all'Università di Padova. Buonasera ancora. E poi alla mia destra invece abbiamo Giovanni Zannoni, è un dirigente scolastico del Padovano. Buonasera. Buonasera. E grazie anche a lei di essere qua. Questa è stata la settimana, possiamo dire, della scuola, quasi 8 milioni di studenti sono tornati sui banchi delle classi delle scuole dello Stivale, è stato anche il primo, come dire, banco di prova della nuova legge sulle vaccinazioni obbligatorie. E questi sono i due argomenti che affronteremo questa sera, quindi parleremo di scuola e di quelle che sono state le proposte anche avanzate dalla ministra Fedeli, ha parlato di innalzamento dell'obbligo scolastico fino ai 18 anni, dell'utilizzo anche ha ipotizzato l'utilizzo degli smartphone in classe, ma ha parlato e ha aperto anche finalmente, diciamo noi, a nuovi aspetti della didattica, e di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, e poi chiuderemo anche questa sera parlando delle vaccinazioni obbligatorie, cosa è successo, come sono andati questi primi giorni di scuola. Torneremo ad affrontare la questione della libertà di scelta, ma come sempre apriamo invece la nostra trasmissione con il nostro spazio dedicato alla storia. Abbiamo alcune particolari ricorrenze questa settimana, e allora iniziamo subito, iniziamo con la nostra sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 11 settembre 2001, l'attacco di Al-Qaeda agli Stati Uniti. 13 settembre 1321, muore a Ravenna Dante Alighieri. 15 settembre 1935, il Partito Nazionalsocialista approva le leggi di Norimberga. 17 settembre 1939, l'Armata Rossa invade le regioni orientali della Polonia. 17 settembre 1980, a Danzica nasce il sindacato Solidarność, a guidarlo Lech Walesa. E allora eccoci qua, rientrati in studio, salutiamo anche il nostro editore Ermanno Casen che ci ha raggiunto. Buonasera Ermanno, grazie anche a te di essere qua. Allora abbiamo presentato un po' alcune delle ricorrenze di questa settimana, perché erano veramente tante. Chiaramente quell'11 settembre del 2001 è rimasto nella mente di tutti, come si usa dire, tutti ricordano cosa stavano facendo quel giorno. Noi allora lo ricordiamo con questo video che non ha commento, ma il commento sono i suoni ambientali. Sentiamo.
Bene, queste le immagini dunque di un dramma che è rimasto nella mente di tutti, ancora adesso appunto a rivedere, a riproporre queste immagini, effettivamente sono immagini sconvolgenti. Fabris, sono passati 16 anni da quel drammatico giorno. Lei ricorda cosa stava facendo quando ha avuto la notizia? Era pomeriggio, metà pomeriggio, e era un periodo in cui cominciavano a mandare le notizie sui cellulari e per puro caso mi arrivò questa notizia. Inizialmente non ci avevo neppure creduto, non avevo creduto che una cosa del genere fosse successa, invece quando poi realizziamo che era vera, che era veramente successa, è stata una cosa che inizialmente è come quando si prende un colpo subito non fa così male, poi quando ci si ragiona e si capisce il significato di un'azione di questo tipo e il significato che ha in quel momento lì, ma soprattutto, come dire, strategico nel tempo, queste cose ha sicuramente un grande impatto, cioè è lì che si fissa la memoria quando si dice, appunto, quando si ragiona sul terrorismo di un certo tipo. Certo, 16 anni che sono passati, però, come possiamo dire, sono stati 16 anni nella quale poi alla fine è iniziata una guerra al terrorismo che insomma sembra non abbia sortito grandi effetti. Cosa dice Pulin? Ma guarda, io credo che da quel fatidico giorno il mondo è cambiato, ed è cambiato non in meglio, ma ha creato tutta una serie di divisioni a livello anche culturale, per cui ha portato a una contrapposizione anche tra le religioni stesse. E lo vediamo in nostri giorni, la politica poi ha cavalcato anche queste divisioni, creando, vediamo poi nel 2011 hanno voluto far cadere Gheddafi, con tutte le ripercussioni, per cui in Afghanistan, Iraq. Lei che idea si è fatto di tutto questo? C'è chi dice che ci sia insomma c'è anche c'è stata anche la linea, diciamo, come dire, dei negazionisti o comunque di chi diceva che l'attacco era qualcosa di organizzato, ma non così come è stato raccontato. Ma forse non so, la verità sicuramente non la sapremo mai. Certo è che i finanziamenti a tutta una serie di personaggi, di persone che erano anche all'interno di gruppi importanti, di governi importanti, alleati anche, insomma, ci sono stati, per cui insomma credo che insomma ci sia stato un bel un qualcosa di voluto, tutto non complotto, ma diciamo che ce lo siamo anche un po' cercati tutto questo. Certo, beh, noi abbiamo scritto attacco alle Torri Gemelle, ma di fatto, professor Casa, è stato un attacco agli Stati Uniti, perché ricordiamo, e qui lo stiamo vedendo nelle immagini, un velivolo è arrivato al Pentagono, ce n'era un altro che era diretto, sembra alla Casa Bianca, o comunque avesse, che dopo è precipitato. Ci sono due linee di pensiero, uno che è stato un attentato che veniva da fuori, un'altra linea di pensiero che invece era un attentato previsto e d'altro canto era stata messa da varie parti, i servizi americani erano stati messi all'alerta che c'era la possibilità di questo incidente. Sta di fatto che le Torri Gemelle furono comprate 6 mesi prima da un magnate che immediatamente le assicurò anche per eventuali incidenti aerei, ma queste sono le coincidenze tipicamente americane. Io stavo firmando un contratto con la Wind e avevo di fronte a me l'amministratrice delegata della Wind ed era un pacco di fogli abbastanza consistenti, perché cioè quando fanno i contratti li fanno con tutte le clausole, sottoclausole, eccetera. E quando arrivò la prima notizia non si capiva bene, perché noi l'abbiamo avuta la mattina, subito, dopo mezz'ora che è successa la prima torre,
È entrato il segretario dell'amministratore delegato e ha detto i palestinesi hanno fatto un attentato alle torri. Immediatamente dopo un po' di tempo, stavamo ancora firmando, è arrivata la seconda notizia e io ho esclamato Pearl Harbor. L'amministratore ha detto sì, è proprio come Pearl Harbor, ma lui pensava a una cosa, pensava a Pearl Harbor, quello hollywoodiano. Io pensavo a Pearl Harbor invece di una bella pubblicazione che era stata fatta fine anni 90 dal titolo Pearl Harbor, il giorno dell'incanno, una tragedia da non evitare. Per cui il signor Roosevelt, quando arrivò la notizia, disse finalmente. Il segretario di Stato non ricevette l'ambasciatore giapponese perché aveva in mano la busta con la dichiarazione di guerra. Naturalmente gliela dava mezz'ora prima perché il fuso orario di Washington era diverso da quello di Pearl Harbor e quindi non lo fece entrare fin tanto che non arrivò la notizia, è stato attaccato, non è è un attacco reale, quindi lo fece entrare, dice ci avete aggredito e quindi lo cacciò via e non ritirò la dichiarazione di guerra. Sta di fatto che questo che ha comprato le 2 torri assicurò le torri per 3 miliardi di dollari. Alla fine la compagnia di assicurazione sborsò 4 miliardi di dollari. E la cosa è strana perché ha detto che i 2 attacchi sono separati e quindi dopo il primo attacco ancora valeva il contratto e quindi anche la seconda torre valeva 3 miliardi, quindi chiese 6 miliardi e riuscirono a chiudere l'affare per 4. No, questa naturalmente è una notizia che è stata poco diffusa, si parla di tragedia e la tragedia c'è stata. Le torri gemelle non erano autosufficienti perché avevano un livello di dispersione termica sia d'inverno che d'estate che era non gestibile, costavano troppo ed contenevano una certa quantità di amianto, anche se questo amianto è stato molto in discussione. Basta di fatto che chi ha comprato le torri gemelle ci ha fatto un affare della Madonna e non lo so perché. E sta di fatto che solo un aereo decollò dopo la tragedia e fu l'aereo della famiglia Bin Laden. L'altro aspetto è una cosa strana, che c'era un'esercitazione contro un ipotetico attacco da parte della Russia e c'erano solo 5 aerei in tutto il territorio nord-est degli Stati Uniti che potevano essere chiamati a fermare questi 5 aerei che giravano, no? E che dovevano colpire punti nevralgici, ma non furono nemmeno interpellati. La richiesta di intervento avvenne solo dopo circa 40 minuti dall'ultima disgrazia. Ecco, questo è un po' i fatti, ma è tutto da scoprire. Comunque c'è un bel servizio fatto dalla televisione americana che spesso le televisioni italiane non fanno vedere. Non fanno. Zanoni, lei come, insomma, 16 anni, da allora è iniziata la guerra al terrorismo, al terrore, e siamo passati con scarsi risultati, no? Come si diceva prima. Nel settembre di quell'anno ero a scuola, stavo insieme a un collega preparando l'orario per l'inizio della scuola e mi ricordo che arrivò una telefonata dalla nostra preside di allora che dice: accendete la televisione che ci sono queste notizie qua. Ovviamente in un'altra vita io ho fatto anche l'ufficiale d'aeronautica, per cui sono rimasto abbastanza colpito da questo tipo di informazione, vuoi per l'interesse sempre avuto per l'aeronautica, e l'ho paragonato a quello che facevo io solo 20 anni prima. Io facevo parte di un reparto che si occupava della difesa aerea, quindi gli intercettori teleguidati che avevano base qui a Padova, e noi avevamo delle procedure per cui se un aereo avesse attraversato lo spazio aereo nazionale senza permesso per 5 minuti o anche meno e deviando dalla sua rotta predisposta, avremmo avuto o i missili puntati oppure gli intercettori in volo. E mi sono stupito ovviamente di come tutto questo possa essere successo
senza ovviamente un'adeguata risposta reazione da parte ovviamente di chi offesi. Mi sono meno stupito ricordando che 20 anni prima, tra l'81 e l'82, all'interno del nostro reparto c'era anche un contingente di soldati americani e lavorando con ovviamente l'ORAN dell'artiglieria americana che si occupava dell'attività contraerea eccetera, pianificavano in modo logistico tutto, ma si spaventavano moltissimo di fronte agli imprevisti. È stato il periodo del sequestro Dozier, per cui per loro sequestrare un generale americano in pieno giorno a Verona e poi nasconderlo era una cosa assolutamente impensabile. E lì li ho visti in quel periodo in un panico assoluto, per cui si spaventavano anche per le cose che noi, un boschetto che si animava di notte, c'erano dentro un po' di animali e loro arrivavano lì con 3 autoblindo e 7 camionette per pensare agli attentati. E ovviamente questa cosa qua mi ha un po' confermato, diciamo, questo enorme dispiegamento di mezzi che sempre hanno fatto nella storia gli americani. Cioè, basta pensare il D-Day, Omaha Beach e qualcos'altro è andato a buon fine solo perché dietro la prima ondata morti tutti, ce n'era una seconda, poi una terza, poi una quarta, poi una quinta, e quindi il numero alla fine ha vinto rispetto a qualcos'altro, piuttosto che alla, diciamo, scaltrezza, preparazione, quello che poi ovviamente sempre che si possa definire quello che adesso si chiama intelligence. Sicuramente da allora in avanti il mondo è cambiato, perché basta che uno di noi prenda un aereo per andare in qualche parte del mondo, ha cambiato la nostra vita, verifica cosa ti controllano, cosa ti chiedono, i controlli dei passaporti, cioè ormai abbiamo portato la diffidenza, credo, agli... Certo, è una linea di demarcazione, sì, agli stati più... E dall'altra parte ovviamente il terrorismo adesso in tutti i posti dove si sta scatenando si avvale di mezzi sempre meno tecnologici, per cui un po' a me risuona il discorso che faceva Einstein, dice so con quali armi sarà combattuta la terza guerra mondiale, dice ma so sicuramente come sarà combattuta la quarta, con le pietre, gli archi e le frecce, cioè risuona un po' questa cosa, cioè se uno va a vedere gli accoltellamenti, il pulmino che sfonda. Questo anticipa un po' a quelli che saranno i temi di cui parleremo anche dopo, sulla digitalizzazione della scuola e quant'altro, dove ci porterà e quale potrà essere il futuro. Adesso torniamo a un argomento, a un personaggio sicuramente frequentato durante gli anni scolastici, e cioè parliamo di Dante Alighieri. Ricorre la morte avvenuta il 13 settembre del 1321, è morto a Ravenna, e noi lo ricordiamo con un'interpretazione di Roberto Benigni, che ha portato anche al grande pubblico appunto Dante Alighieri, e questo qui è l'inizio della Divina Commedia dell'Inferno. Sentiamo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai, ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già de raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pietà. E quale quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva.
Allora, ecco, abbiamo tenuto ovviamente un passaggio di una delle tante interpretazioni che Roberto Benigni ha fatto di Dante Alighieri. Dante Alighieri si imparava anche a memoria a scuola, vero professor Fabris? Sì, altro che. Devo dire che io non riuscivo ad andare avanti a lungo come lui recitandolo a memoria, però ci sono pezzi interi che sono di grandissimo impatto e anche ci sono non solo appunto cose da ricordare a memoria, ma anche simboli e metafore che vengono utilizzate normalmente nella vita di oggi. Quando sento Caronte, ecco, per dire di un Carondimonio, appunto, sì, ma in questo caso qui era Caronte è una tempesta che fa tanti danni, tropicale, sì. Quindi si tratta di un caposaldo della cultura. L'ho sentita recitare per puro caso a Napoli da studenti non italiani, credo che fossero americani. Credo che la lingua, pur essendo del 1300, quindi una lingua ancora anticata e comunque messa in rima e quindi con una serie di elisioni e di compressioni della lingua e anche di licenze poetiche che il poeta si permette, e quindi più difficile perché non è moderna, si tratta comunque di una lingua che incanta anche chi non è italiano. Pulin, lei l'ha studiato? Ha avuto modo di conoscerlo a scuola? Non l'ho studiato molto e non sono molto preparato. Ma senta, Benigni ha avuto il merito, se non altro, di portarlo al grande pubblico. Al grande pubblico in tutto il mondo, perché l'Italia è la cultura, il sapere in tutto il mondo. L'Italia si riconosce anche da queste cose qua, certo, da questi autori. Certo. Professor Casen, si dice che Dante Alighieri sia il padre della lingua italiana, è così? Sì, perché usò il volgare, non fu il padre come fondatore del volgare, però usò il volgare perché per poter rendere intellegibile questa opera non poteva scriverla in latino, anche se lui era un grande latinista, e quindi doveva renderla comprensibile. E diciamo che il volgare, quello che si chiama volgare, cioè la lingua neolatina italiana, fu opera invece di un grande personaggio che è Federico II, nipote di Federico Barbarossa e figlio di Enrico IV, che sviluppò il volgare e lo codificò in maniera tale da prendere le parole più simili dalle varie lingue italiane che oggi chiamiamo dialetti, e quindi creare una lingua unica che poi Dante chiamò lingua babeica, perché secondo Dante c'era una teoria per cui la lingua fondatrice era l'italiano e il latino derivava dall'italiano, perché quando all'epoca della Torre di Babele, quando si crearono le varie lingue, quindi la gente non si capì più, nacque l'italiano. E questa era una delle convinzioni del buon Dante, ma a salvare Dante, stranamente, furono i Veneti, perché la Divina Commedia, che peraltro era un'opera all'indice inizialmente, che non si chiamava divina ma si chiamava solo commedia, perché era un genere letterario dell'epoca, la commedia fu salvata dalle tipografie, dagli editori di Venezia. Venezia per un certo periodo, attorno al 500-600, ebbe uno sviluppo della tipografia, addirittura arrivò a stampare ed esportare il Corano, che ebbe un grandissimo successo, no? Aveva questa grande capacità e trovò una copia rarissima della commedia e cominciò a duplicarla. E quindi divenne leggibile, perché prima le copie si facevano con gli amanuensi, ma quale amanuense si sarebbe messo a copiare la commedia che era proibita, era all'indice, e quindi non sarebbe mai successo. Quindi diciamo che un po' Gutenberg e un po' Venezia aiutò alla diffusione della Divina Commedia.
Ma quello che è importante è che Dante, che peraltro sembra fosse monco di mano destra, quindi non scrisse mai ma dettò la commedia, era il suo sistema di sopravvivenza, perché fuggito da Firenze e senza un soldo, andava di famiglia in famiglia a raccontare che lui veramente è stato all'inferno. Quindi mentre noi pensiamo che sia una fantasia di Dante, lui ci campava su questo. Io vorrei dare un'intonazione un po' più, diciamo, umana a questa commedia. E la commedia dell'epoca, peraltro, era un genere letterario che si recitava, perché di commedie predantesche, poi con Dante finì tutta la commedia, predantesche ce ne sono molte, sono arrivate a noi brani di queste commedie, che si recitavano davanti ai sagrati delle chiese, ed era la storia dell'inferno, del paradiso, del purgatorio, su una rappresentazione sacra, che non ha niente a che fare con la commedia greca o romana. Però l'iter era lo stesso, cioè cominciava male e finiva bene, mentre la tragedia comincia bene e finisce male. Ecco, quindi diciamo che in questo senso accompagnava il sistema, diciamo, della commedia antica. E Dante la cantava, la recitava di famiglia in famiglia, dicendo: io sono stato veramente all'inferno e ve lo racconto. Zannoni, Dante non è particolarmente amato dagli studenti, si deve imparare ancora a memoria? Dio, ci sono altri sistemi, cioè, qualche pezzettino magari a memoria si usa ancora, però io ho visto nelle scuole dove sono passato, per esempio insegnanti di lettere alle medie, far sceneggiare o far recitare Dante tipo teatro, estrapolare alcuni brani dalle varie cantiche e poi rappresentarli. Quindi si riesce a renderlo? Si riesce a renderlo. Io ai miei tempi l'ho praticata poco, direi che ho praticato molto di più il Bignami della Divina Commedia che non la Divina Commedia, per inclinazioni più scientifiche che letterarie. Però vedo che nella scuola comunque, soprattutto come diceva prima il professor Fabris, andare a far vedere che nella Divina Commedia ci sono tutta una serie di riscontri che possono essere, non so, astronomici, possono essere di tipo geografico, possono essere di tipo geologico, ci sono tutta una serie di cose che dimostrano ovviamente che Dante aveva viaggiato un sacco, sapeva tutta una serie di cose, per esempio sopra Rovereto ci sono i famosi lavini di Marco dove ci sono le impronte dei dinosauri che vengono citate da Dante, per cui volendo, se uno ha un minimo di connessione, non solo tecnologica ma con una serie di cose, si presta anche a lavori interdisciplinari o che possono anche andare a pescare qualcosa in altre materie che non sia semplicemente l'italiano o qualcos'altro. Certo. È un po' quell'uso delle competenze che si vorrebbe fare adesso, cioè acquisire competenze di sapere una cosa ma saperla applicare in altri campi. Che dovrebbero essere gli insegnanti che fanno questo lavoro. No, ci vorrebbero tanti Alighieri per far sì che la lingua italiana non venga esclusa dalle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Questo ci vuole. Questo che ci vogliono fare escludere la lingua italiana. Ma anche i francesi hanno fatto marcia indietro da questo punto di vista, quindi è difficilissimo. Andiamo un attimo in pubblicità, ci fermiamo un momento, tiriamo un lungo respiro, torniamo subito e dopo avremo le ultime 3 ricorrenze, inizieremo dalle leggi di Norimberga, tra poco.